Signore della corte in già l'orecchie, non lo sentete storie dopo tempe, che le invocate madone lontane rimandano per mezzo delle vente. Liberate schecche, liberate schecche, liberate schecche. Sentite ancora e chidda delle povere le ricche, non hanno voce, hanno la bocca china, e chidda come soffre e si rovina. Un pezzo solo di pane, si è chidda come porta la catina, di tant'anni, tante, ma che domani romperà certamente, sentite. Liberate schecche, liberate schecche, liberate schecche. Signore, una voce forte e più forte, sentite l'anarchia che disperatamente batte manna, lo veglio con la barba bianca, è l'anarchia che grida e condanna le vostre leggi infame e menzognere. Basta, vedete, aprete le galere. Liberate schecche, liberate schecche, liberate schecche. Buonasera, sono un compagno di battaglia e questa sera ho l'onore di presentare questo libro su Paolo Schicchi. È un libro interessante, è un libro importante, è un libro che ci parla la storia di un'altra Sicilia, che non è solamente, cioè un'altra Sicilia che non si piegava, che non era solamente la Sicilia dei nobili, ma era la Sicilia degli oppressi. E Paolo Schicchi è incarnato, assieme a tanti altri militanti, a tanti anarchici, a tanti socialisti, a tanti comunisti e anche a tanti repubblicani, ha incarnato il volto migliore di quest'isola. Non mi dilungherò più di tanto, qui ci sono compagni e persone molto più preparate di me. Solamente voglio dire due ultime cose, che personalmente questa serata la dedico ai due compagni di Torino, della Federazione Anarchica Italiana. Sono Maria Matteo ed Emilio Penna, compagni che per il loro impegno contro la TAV e contro il razzismo in questo momento sono inquisiti dalle leggi dello Stato italiano. Passo la parola ad Angelo Ficarra dell'Ampi. Buonasera, sono felice e contento di questa occasione di partecipare a questa presentazione del libro di Schicchi. Nel nome di Schicchi, nella storia di Schicchi, nella storia della Sicilia oppressa, siamo cresciuti, abbiamo tentato di crescere ed è cresciuta certamente la Sicilia migliore. Io porto il saluto dell'Ampi, dell'Associazione dei Partigiani, a questa presentazione del libro, anche perché Schicchi è ricordato come figura fondamentale dell'antifascismo siciliano. Voglio sottolineare un dato che io credo che sia significativo. Il primo è
che anche questa presentazione del libro su Paolo Schicchi avviene all'interno di un raggruppamento di associazioni per iniziativa del gruppo degli anarchici siciliani, all'interno di un gruppo di associazioni che si sono intestate la grande manifestazione del 25 aprile per il 70° della liberazione. Ultima notazione, noi presenteremo per giorni, credo il 23 di aprile, un saggio di Pompeo Colajanni e un saggio sull'antifascismo di Pompeo Colajanni. E lo riproponiamo, era uscito una volta, è rimasto subito sconosciuto, ma è un saggio ricchissimo sull'antifascismo siciliano. È uno dei primi nomi che Pompeo ricorda dell'antifascismo siciliano è quello di Paolo Schicchi, che in quel momento tragico dell'antifascismo siciliano sotto la dittatura fascista era ricoverato alla clinica Noto qui a Palermo ed è un riferimento costante di tutti quelli che hanno scritto sull'antifascismo per Paolo Schicchi. Nasce a Colesano il 31 agosto del 1865 e da lì insomma avvia i suoi studi ginnasiali e lo fa a Cefalù presso il seminario vescovile, insomma, ma ben presto capiscono, lui da una parte e i preti dall'altra, che non era matrimonio che poteva celebrarsi. E da lì passa ovviamente alla scuola pubblica, da lì a Palermo, avvia poi i suoi studi in giurisprudenza, ma tra parentesi che non concluderà mai, benché insomma si sia iscritto in diversi atenei italiani. Già quella è una fase in cui comincia lo stesso Schicchi a polemizzare fortemente con le autorità costituite. Tre fondamentalmente saranno le autorità costituite contro le quali si scaglierà in maniera molto forte e veemente: Casa Savoia da una parte, il clero dall'altra e il fascismo mussoliniano dall'altra, benché non disdegnò affatto di indirizzare il suo dire caustico anche nei confronti delle strutture partitocratiche e quindi in particolar modo ne per dire nei confronti di comunisti, socialisti, popolari, liberali, insomma anche per gli stessi compagni d'apparato, compagni anarchici d'apparato. Il padre insomma già vede a Palermo, lo individua insomma come soggetto esagitato, insomma testa cauda come nei carteggi insomma tra familiari emerge, decide insomma punta sua di inviarlo a studiare a Bologna. Chiaramente insomma non mette la testa al posto tra virgolette e lì incrocia peraltro un altro colesanese famoso, prefetto di quella città, Giacinto Scelsi, futuro poi senatore del Regno, e continua appunto la sua azione, la sua propaganda, viene chiamata alle armi, diserta, qui si inserisce la prima condanna in contumacia a quasi 2 anni e avvia la prima fase del suo peregrinare, questo peregrinare schicchiano che si dipana insomma tra tantissime nazioni europee, tra tantissime città. La Francia sicuramente sarà sempre nell'arco della sua vita una zona insomma eletta a ritrovo dei fuoriusciti. Da Barcellona in particolar modo c'era stata una redata, viene messo dentro insieme ad altri compagni anarchici, una compagna in dolce attesa subisce violenza, perde il bambino, muore anche lei. Questo è un episodio che segnerà fortissimamente Paolo Schicchi, tanto che la sua prima azione dimostrativa sarà appunto contro le autorità spagnole e contro il consolato di Spagna a Genova nel 1892. L'anno prima, altro atto dimostrativo contro la caserma della cavalleria di Palermo, siamo nel 1891 e questi sono 2 episodi che verranno conteggiati dalla magistratura nel 1893 quando si apre il processo di Viterbo, il quale rappresenta insieme all'altro pilastro della vicenda processuale schicchiana del 1931 appunto i 2 fondamentali svolti della sua vita, perché lì verrà appunto condannato. Pregio insomma di questo testo è duplice, uno perché è riuscito a finalmente riaccendere i riflettori sulla figura di Paolo Schicchi, innanzitutto nel suo paese natale, che è appunto Collesano, nel petto delle Madonie e non solo, perché Paolo Schicchi sconta fondamentalmente 2 gravi torti.
da una parte nella migliore delle ipotesi è stato dimenticato, dall'altra nella peggiore delle ipotesi non è completamente conosciuto. E l'altro pregio è il fatto che si tratti insomma di un testo scritto su Paolo Schicchi da un diretto discendente di Paolo, appunto il pronipote Nicola, nipote di Niccolò, il suo nonno, il fratello secondogenito di Paolo, ed è questo un rapporto tra Paolo e Niccolò che viene scandagliato all'interno del libro in maniera tra virgolette entusiasmante, nel senso che si tratta di due persone che vengono messe allo specchio e due persone così diverse non potevano esserci, da una parte Paolo, dall'altro Niccolò, diverse per impostazione fisica, diverse per impostazione caratteriale, per impostazione ideologica, ma legati da un amore viscerale, profondo, fraterno, che è davvero, allora come oggi, è difficile riuscirne a trovare. In effetti, se il protagonista nel libro è effettivamente in superficie Paolo Schicchi, è altrettanto vero che il coprotagonista o il protagonista in filigrana resta comunque anche Niccolò, perché comunque ha anche il merito storico Niccolò di avere mantenuto, come dire, raccolto quella fluviale, quell'alluvionale insieme di carte che oggi sono in possesso dell'ingegnere, dell'autore di Nicola, e grazie alle quali è riuscito realmente a penetrare nella vita di Paolo, che con questo testo, che attenzione non è una biografia, non vuole essere una biografia ufficiale, è effettivamente nell'intenzione di Nicola non aver voluto scrivere una biografia, ma è appunto un romanzo. Nel momento in cui, pur non essendo una biografia, tira per i capelli dentro un personaggio storico fondamentale come Paolo, scatta un po' di ripizzo, insomma, di voler un po' giocare con le definizioni. Come si potrebbe definire Paolo Schicchi? C'è Michele Corsentino che ne parla di Paolo Schicchi come di colui che non ebbe mai pace, però credo che forse ancora prima una definizione di Paolo Schicchi potrebbe essere quella di rappresentare l'icona, il prototipo vero e proprio dell'uomo contemporaneo tout court, cioè vale a dire dell'uomo immerso da capo a piedi, anima e corpo dentro la sua epoca, dentro il suo tempo, come ancora in tutte quelle epoche che si sono succedute, perché è a cavallo tra quell'Ottocento e quel Novecento, che insomma è stato dalle reminiscenze scolastiche foriero di grandissimi cambiamenti, e lo è stato non facendosi attraversare dal tempo in maniera impassibile quasi, ma lo è stato da protagonista, un protagonista serio, vero, attraverso una indagine socio-economica che portava avanti nelle epoche che lo attraversavano appunto e che lui attraversava, attentissima, profondissima, grazie a quell'armamentario culturale che la sua vastissima cultura enciclopedica gli riusciva effettivamente a dare, attraverso una caratteristica peraltro che lo accompagnerà nella sua pubblicistica alluvionale, che sarà quello del suo dire, del suo scrivere, un dire che spesso insomma veniva portato anche ai confini, tra virgolette, della violenza verbale, e credo che probabilmente questo l'autore lo segna all'interno del testo. Fu forse, verosimilmente, questo, più che realmente la portata criminale, tra virgolette, delle sue azioni, che portarono la magistratura a calcare la mano nel momento in cui se lo trovarono, insomma, se lo trovò sotto le sue grinfie. Caustico, molto forte, arguto, ironico, divertente, divertito, che secondo me insomma prende un po' dalla sua radice matonita, in quanto fu un noto ingiuriatore, insomma la ingiuria era una delle sue caratteristiche verbali davvero importanti. Sono rimasti pochi i vegliardi ancora in circolazione che hanno incontrato Paolo Schicchi, mio prozio, fratello del nonno Niccolò, detto Cocò. Io sono uno di questi. Quando zio Paolo se ne andò nel dicembre 1950, ero uno scagnozzo di 14 anni. Lo ricordo bene per le frequenti visite pomeridiane con mio padre in clinica Noto a Palermo, nella cameretta numero 10. In quel covo, simile a una cella carceraria ma senza sbarre, trascorre l'ultimo decennio di vita, dal 41 al 1950, forse con la nostalgia della galera. Aveva speso un terzo della sua vita, quasi 25 anni, in prigioni, confini, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, tra il 1893 e il 1943. Quei soggiorni in gabbia apparentemente risultarono tonici per lui. Campò brillantemente 85 anni abbondanti, nonostante i maltrattamenti, il vitto immondo, i malanni assortiti, la mancanza di moto e di conforto.
la malinconia del recluso, l'assenza di compagnie femminili, le sue predilette Marie. A Paolo, nei testi storici, inevitabilmente segue l'attributo semplicistico e spicciativo di anarchico individualista, senza chiarire cosa vuol dire e perché gli viene appioppato. Anche dopo la caduta del fascismo e la liberazione, fu in sostanza un desaparecido, al paese e fuori, rimosso dalla memoria collettiva. Persino il nome fu ristretto nell'ambito degli addetti ai lavori. Anche Wikipedia ci mise tempo a ripescare. Il libro non pretende di entrare nelle tematiche politico-ideologiche dell'anarchismo, è piuttosto una cronaca privata. In famiglia di anarchismo non si parlava, non se ne parlava. Nessuno ci capiva granché, nemmeno il fratello e complice, Cocò, che di Paolo sapeva tutto ciò che c'era da scoprire. Quelle bizzarre teorie erano le idee di Lucio Paolo, che procuravano guai e camurrie a lui e ai suoi cari, e basta. Utilizzando documenti originali, testimonianze scritte dai compagni, storie, leggende trasmesse tra parenti e ricordi miei, ho inteso tracciare un quadro della vita e delle imprese di un uomo fuori dal comune, indipendentemente dal fatto che praticasse un verbo imparentato, più spesso in polemica, con quello di Bakunin, di Cafiero, Malatesta, Proudhon, Kropotkin e altri pensatori del suo tempo. Schicchi per tutti noi di casa era semplicemente un suo un parente difficile ma inevitabile. Se volessi accostarlo a una figura storica, sperando che i puristi dell'anarchismo non si scandalizzino, mi verrebbero in mente personaggi da film d'azione, tipo quelli del cinema bomboniera di Via Maqueda, per qualcuno che l'ha frequentato, appassionati, bizzarri, testardi, forti, deboli al tempo stesso, inesorabilmente votati alla sconfitta, tipo Spartaco il gladiatore, Don Quixote, Robin Hood, Pancho Villa, Carlo Pisacane e Dolores Ibarruri della Passionaria, Patrice Lumumba, Malcolm X, Ernesto Che Guevara. Ovviamente fatte le debite proporzioni. Contestatori che lottarono per un'idea o per una mania, a vantaggio degli altri più che per il proprio interesse. Non lo possiamo identificare come un rivoluzionario. La sua amata rivoluzione non poté farla. Lo tradì e non arrivò mai. E forse nemmeno la voleva realmente. Come certi uomini nella storia secolare e nel mare magnum dei movimenti popolari, si infatuava per le cause perse in partenza, e più i traguardi erano irraggiungibili, più lo attraeva. Il risultato concreto era l'ultimo dei suoi pensieri. Ecco, in sintesi, secondo me, cosa fu Paolo? Un ribelle appassionato, convinto e contento di essere destinato a perdere. Ai miei tempi di bambino, di adolescente, il mondo era la famiglia, quella ristretta di carne, papà, mamma, sorelle e fratelli, per chi le aveva, io non ne avevo, e attorno una galassia sterminata di parenti diretti o acquisiti, nonni, zii, cugini, cognati, accoliti, padrini, madrine, nipotelli. Si viveva immersi giorno per giorno in questo microcosmo, giocando, pranzando, soffrendo, gioendo, celebrando eventi, feste, nascite, morti, matrimoni, funerali, battesimi. Rispetto ad oggi, tutti erano più poveri nel portafoglio, ma più ricchi di sensazioni e progetti. E per questo, per la stretta concatenazione tra i destini dei membri del clan allargato, che ho ritenuto di estendere il racconto ad alcune vicende significative centrate sulla stirpe amata, odiata di Paolo. Ecco una tra le tante incongruenze della sua personalità. Il grande anarchico libertario che predicava il rifiuto di ogni autorità e rigettava ogni imposizione, che lottò a vita per la liberazione dell'uomo con l'iniziale maiuscola, bianco o nero, dico bianco o nero, non importa, è un uomo, era per i parenti a modo suo un tiranno bizzoso e imprevedibile.
denunciava in pubblico che la proprietà era un furto, ma paradossalmente sfoggiava un'inossidabile tirchieria e discettava spesso di soldi in privato. Era uno sparagnino che dava peso a quel denaro che non guadagnò mai personalmente. Sognava un benessere postumo fuori dal carcere per rimborsare quanto ricevuto dai fratelli e sorelle, non lo rimborsò mai, e discettava voluttuosamente di eredità, con testamenti bizzarri, capricciosi, cangianti. Quando ho cominciato a scrivere, i parenti che avrebbero potuto fornire informazioni, ricordi, erano scomparsi. Fonte inesauribile di informazione sono state le vecchie carte trasmesse dagli avi, una ventina di faldoni, migliaia e migliaia di fogli, prevalentemente lettere o cartoline, e poi riviste, giornali, libri, foto, appunti, manoscritti dalla calligrafia a geroglifico tardo ottocentesche, partendo dal bisnonno Simone in poi. Sovente sono vergati su carta riciclata e non solo sul retro, ma sopra le righe e nei bordi di fogli già stampati per risparmiare. Campioni assoluti furono Paolo e Cocò, che si scambiavano lettere a fiumi anche quando da vecchi abitavano ambedue a Palermo e si vedevano ogni giorno. Per risparmiare il francobollo non se le spedivano, ma se le passavano di mano in mano o le facevano recapitare dai nipoti. Il libro racconta di fatti e personaggi, ma soprattutto fa cantare le carte che dialogano tra di loro. Il vero autore in realtà non sono io. Chi suona è il duo Paolo Cocò, coadiuvato dal quartetto delle sorelle nubili. Un amico che ha letto il libro in anteprima lo ha definito un lavoro di intarsio, che per alcuni versi ricorda la struttura di una tragedia greca, con Cocò deuteragonista e il coro delle supplici Nunzia, Oliva, Maricchia, Elisa e le Marie. Paolo è il personaggio principale, la cover story, ma il vero eroe, lo sceriffo della vicenda, il deus ex machina che sbroglia le situazioni più ingarbugliate, è il fratello, contornato da un intenso cast di donne a far da sottofondo. Zio Paolo era un personaggio affascinante, sin da quando decenni lo incontravo. Quella storia di io cacato come un principe, sempre di pomeriggio. Il primo che si sforzò di tracciarne un profilo biografico mai pubblicato fu il fratello Cocò, il sordo Cocò, l'alter ego che lo sostenne da sempre, specie dopo la scomparsa del padre nel 1912. Poi, sino alla propria morte, Cocò morì nel 1958, ne mantenne viva la memoria presso compagni e sulla stampa, con il dialogo e la corrispondenza. Mai avrei potuto farcelo soltanto con i ricordi, senza la mole sterminata di quelle carte. Durante la ricerca i fogli ingialliti e freddi hanno cominciato a parlare, a rivelare arcani segreti e folli storie. E vennero fuori anche incongruenze, come l'incontro a Napoli di Paolo con Bakunin, rivendicato come un battesimo giovanile all'anarchismo. È una bufala, facile da sconfessare, perché quando il russo lasciò per sempre la città partenopea nel 1876, il nostro aveva appena 11 anni. Ma Ozio Paolo era anche questo, un affabulatore che partiva da un'idea per farne una leggenda, e poco importa che fosse inesatta o di fantasia, era la sua realtà. Paolo era un personaggio almeno double face, o double face, direbbero i francesi, sicuro di casa e spasso di vanetta, pieno di contraddizioni in privato e tuttavia sempre coerente con le sue idee in pubblico. Di alta statura morale, rimaneva fedele a se stesso, quasi masochistico, come quando per 2 volte rifiutò la grazia sovrana concessa dagli aborriti monarchi Savoia, una dinastia che gli stava proprio sulle palle, per usare un'espressione delle sue. Il suo lavoro più noto è proprio Casa Savoia, in 2 volumi editi nel 1928. Le copertine furono disegnate dal famoso vignettista francese Tic, del periodico La Liberté, che era una sorta di Charlie Hebdo dell'epoca. Dietro la stampa del primo volume c'è una storia incredibile, una storia nella storia, troppo complicata per raccontarla qui, centrata sulla figura di Severino Di Giovanni, un tipografo marchigiano, penso,
compagno italo-argentino che finì i suoi giorni nel 1931 fucilato in una caserma di Buenos Aires, non come anarchico, ma come bandito di strada. Severino fu il generoso che con le rapine alle corriere, praticate da bandolero nella Pampa, finanziò il libro di Paolo. Occorre tenere presente che Zio Paolo fu un potenziale rivoluzionario, un sovversivo, un tipo pericoloso che tramava e doveva navigare sott'acqua per non farsi scoprire. Molte sbirraglie d'Europa lo sorvegliavano e lo avversavano. Su tanti episodi oscuri le sue lettere tacciono. Sarebbe stato troppo rischioso far trapelare notizie. Amava l'intrigo e la segretezza. Non si sbottonava su come compisse certe imprese, come passasse le frontiere, dove trovasse rifugio, dove trovava armi, alleati, agganci. I soldi no, quelli si sa, venivano dalle sorelle al paese. Per scrivere di lui ho incrociato informazioni e mezze ammissioni, testimonianze postume di compagni, verbali di processi, rapporti polizieschi, resoconti non sempre precisi, non sempre corretti, conditi da un pizzico di fantasia, forse più di un pizzico. Mi scuso per l'inesattezza, il mio non è un trattato accademico, è solo la storia improbabile di un avo singolare. Durante il lavoro una domanda mi ha spesso tormentato, ma alla fin fine Zio Paolo fu felice? La conferma è nelle interviste rilasciate nel 1950, poco tempo prima di chiudere gli occhi. Molto breve, ho finito. La mia vita può benissimo concludersi anche stasera. È stata una vita giusta, che ho bene spesa dovunque esistessero tiranni. In un mondo ordinato io avrei continuato a fare il possidente come mio padre, o l'avvocato di paese che si paga in natura, con un mazzo di polli o con una pezza di formaggio, come voleva mia madre. Ma perché ciò accadesse sarebbe stato necessario che la Bastiglia si fosse trovata al Cassaro, che Engels avesse continuato a perdere tempo con la caccia alla volpe, che i Savoia si fossero estinti con Carlo Alberto e che Bakunin fosse rimasto a amministrare le terre e gli schiavi di suo padre. Troppe coincidenze, insomma. Invece è andata come è andata e non me ne pento. Grazie.